Guarda, è evidente la differenza che c'è tra le due squadre, loro nettamente superiori e noi apposta per rispetto abbiamo preparato una partita, come dicevano anche loro, con l'autobus davanti alla porta. Ma era una questione di rispetto più che altro per non prendere altri 9 gol come abbiamo fatto contro la Lazio. Probabilmente ci siamo accorti che giocandola un po' più a viso aperto non avremmo incontrato una squadra come la Lazio e potevamo giocarla un po' più a viso aperto, anche perché loro sono molto bravi nei tiri da fuori, però effettivamente dentro la porta non sono mai entrati e un rigore netto, perché era rigore, e alla fine ha sbloccato la partita a loro favore, comunque una squadra superiore. Beh, fino ad oggi conoscevo i numeri di Palombi e ti dico che sono molto più impressionanti dei miei, perché lui è un centrocampista che fa 20 gol, compreso quello di oggi, è molto più impressionante rispetto a un attaccante. Cercherò di rendergli la vita dura con la mia esperienza, ma lui è giovane, quindi è giusto dare anche passare il testimone. Comunque è un grandissimo giocatore, destro, sinistro, visione di gioco, è un giocatore superiore, superiore, decisamente.